Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Nel giorno del raro e spettacolare fenomeno dell'eclissi totale di sole, dal Veneto festeggiamo con orgoglio la nomina di Roberto Ragazzoni al presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Per l'astronomo di fama mondiale nativo di Venezia, sempre a caccia di nuovi pianeti da studiare, si tratta di una nuova e sfidante missione sulla Terra. Un riconoscimento che premia la sua passione, la sua esperienza e la sua grande voglia di innovazione in un campo che oggi sta crescendo alla velocità della luce e sta creando grandi opportunità anche per il tessuto produttivo veneto. Lo dice il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con il professor Ragazzoni che, raccogliendo il testimone da Marco Tavani, sarà in carica per i prossimi 4 anni all'INAF. Cambiamo argomento. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che mercoledì 17 aprile, con orario indicativo dalle ore 11.30 alle ore 12.30, sarà effettuata la prova semestrale del sistema di allertamento della popolazione di Marghera, in caso di incidente rilevante di origine industriale. Il test ha lo scopo di informare la cittadinanza e verificare il corretto funzionamento delle sirene e del relativo sistema di gestione. Le sirene potranno suonare ripetutamente. Il Servizio Protezione Civile Gestione rischi della terraferma e dell'area industriale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero di telefono 041 274 6800 oppure all'email che vedete in sovraimpressione protezionecivile@comune.venezia.it. Voltiamo pagina. Venezia città per la pace nel pieno spirito olimpico, e questo è il messaggio lanciato ieri con la regata delle 50 Caorline per la pace, la sfida a remi organizzata dal Comune di Venezia e Regione del Veneto in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, partita dal canale della Giudecca con approdo nel campo della salute. L'evento, in concomitanza con la giornata voluta dall'Organizzazione per le Nazioni Unite di promozione della pace attraverso lo sport, intende essere un segnale per attirare l'attenzione su un valore, quello della pace, oggi più rilevante che mai. Durante la cerimonia di premiazione sono inoltre intervenuti Antonio Rossi, rappresentante di Fondazione Milano Cortina 2026 e campione olimpico di canoa e kayak, e il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, Antonio Silvio Calò. Un'ordinanza dell'area lavori pubblici, mobilità e trasporti del Comune di Venezia dispone modifiche alla viabilità mediante chiusura di via Sandro Gallo e via Bragadin al Lido di Venezia da questa sera lunedì 8 aprile a mercoledì 10 aprile. Il provvedimento si rende necessario per procedere alla realizzazione di una nuova condotta a Fognari nell'ambito dell'intervento di esecuzione delle fognature separate e rinnovo reti acquedotto nei bacini 11, 13, 3 e 4 per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Nello specifico, al fine di procedere con i lavori, sono previste dalle ore 20 di questa sera lunedì 8 aprile fino alle ore 5 di martedì 9 aprile e dalle ore 20 di martedì 9 aprile fino alle ore 5 di mercoledì 10 aprile le chiusure e le modifiche al traffico in quella zona che abbiamo citato. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.